Un'occasione per ricompattare il partito, ma anche per lanciare un forte segnale al Paese. È l'iniziativa Italia Coraggio, voluta dal leader del PD e Premier Matteo Renzi per un contatto maggiore con la base. Oggi il presidente Matteo Renzi, segretario del Partito Democratico, ha invitato tutti noi, dirigenti, iscritti, simpatizzanti, a stare in piazza per ascoltare e raccontare ai cittadini italiani quello che stiamo facendo. Lo slogan è Italia Coraggio ed è Italia Coraggio perché l'Italia è riuscita in un momento di grande crisi internazionale, soprattutto dopo i fatti drammatici di Parigi, a dire che noi rispondiamo ai terroristi con la vita e la voglia di vivere e con la capacità di interagire ancora nelle nostre comunità. E Favara non si è fatta sfuggire l'appuntamento per accendere i riflettori su uno dei maggiori problemi che l'affligge, il tessuto urbanistico. Presenta all'incontro parlamentari nazionale e regionale la vicepresidente della regione, Mariella Lobello. Io credo questo che lo considero un po' un secondo appuntamento per Favara, dopo Favara crolla, quindi dopo il momento in cui abbiamo affrontato le criticità proprio dal punto di vista urbanistico, ma mi permetto di dire anche non solo, Favara è naturalmente quasi diventato centro commerciale naturale e potrebbe essere, così come vogliamo, la realizzazione della legge sul paese albergo. Dobbiamo provare a immaginare Favara come tanti centri medi della Sicilia, di questa provincia, come luoghi non solo per diventare laboratori di carattere scientifico o di esempi belli ma non espansivi dal punto di vista della messa a reddito delle nostre risorse, e quindi utilizzare quello che annunciammo in un precedente convegno Favara Crolla, che era quello di avere una legge che aiutasse negli interventi di manutentivi, conservativi, velocemente nei centri storici. Favara Urban Forum ha dato l'opportunità a professionisti, associazioni, al mondo del turismo, a tutti quelli che operano in questo territorio di potersi confrontare sulla città futura, su che città vogliono realizzare e vogliono costruire.